Buongiorno. Buongiorno. Ma stai viaggiando su un'auto d'epoca? Sì, è una Fiat 600D del 62. Possiamo dire che oggi è un giorno importante per la 600, perché questo è un anno... Sì, in quest'anno si festeggiano i 70 anni della Fiat 600, da quando è nata, nel 1955. Ma ce la mostri dentro un attimino? Sì, Intanto abbiamo un'apertura particolare. sì, si aprono le porte davanti, al contrario di oggi con l'apertura da dietro. Ma è scomodo oppure... No, si fa l'abitudine ad abituarsi alle auto d'epoca che si aprono così. Dentro cosa troviamo? Tutti gli elementi essenziali. Sì, c'è gli elementi più essenziali che ci sono: la temperatura dell'acqua, la temperatura della benzina e il contachilometri. Come si accendono le luci e la chiave per accendere, il minimo che c'è. Ma è nuovissima. Sì, è restaurata tutta quanta, in tutte le sue parti, tutte nuove. Tu sei giovanissimo, come ti chiami? Sì, io Andrea Saglimbena. Tu porti la passione per le auto d'epoca, in particolare per le 600? Sì, perché ho anche io sono, diciamo, l'amministratore del gruppo Amici della Fiat 600 Siciliani. Arrivi da Mister Bianco Mister Bianco, in provincia di Catania. e oggi sei qui a Messina per partecipare a questa manifestazione della CAIS. Sì. È la prima volta che arriva a Messina quest'auto? Sì. E allora non resta altro che invitare tutti i giovani ad avvicinarsi a questo mondo. Sì, avvicinatevi a questo mondo perché è un bellissimo mondo di appassionati e amici. Grazie, ciao e buone feste. Allora amici, fateci sapere cosa ne pensate di quest'auto. Scrivete nei commenti anche da dove ci state guardando. Noi vi salutiamo da questa piazza di Messina. Ciao a tutti. Oggi la Coppa Natale della CAIS.